L'importanza è chiaramente quella di fare prevenzione in un mondo che diventa sempre più importante, sempre più invasivo delle nostre attività quotidiane, il mondo chiaramente dell'informatica, della telematica, la protezione delle strutture critiche di interesse informatico. Noi ci inseriamo in una direttiva che fu già europea, il NIS del 2016, e nel piano nazionale di protezione cibernetico delle strutture critiche. La Polizia di Stato con la Polizia Postale si pone da intermediario nelle attività di protezione di strutture quali quelle dei protocolli di oggi ne sono un esempio, SAC, SIDRA e ASEC, che gestiscono comunque servizi pubblici essenziali. Un'attività che si concretizza in uno sharing di comunicazioni, di informazioni. Noi abbiamo dei punti di contatto, sia noi come polizia, sia loro come strutture che sono dei referenti tecnici per qualsiasi criticità, e poi un'attività di formazione e aggiornamento del personale. È notizia di oggi, di alcuni giorni comunque, che il crimine informatico, il cybercrime, ha portato un danno per le imprese italiane di oltre 10 miliardi solo nel 2017. Gli investimenti sono ancora pochi in questo settore, eppure il cybercrime diventa sempre più aggressivo, sempre più invasivo. La Polizia di Stato è su questo campo già da tanti anni, ha messo su una struttura con importanti investimenti e si pone come punto di contatto non solo con le strutture pubbliche ma anche con quelle private. Passi successivi che riguarderanno questi protocolli riguardano le piccole e medie imprese. ASAC, SAC e SIDRA